Sì, ricevere il premio dall'USIS è sempre un gran traguardo. Ringrazio il Presidente per l'invito e sono felice di oggi aver ricevuto questo premio e spero ce ne siano altri. Siamo detti strada tanta da parte Nico fino alla medaglia, i prossimi obiettivi quali sono? Sì, strada tanta, non semplice da percorrere, però sicuramente il lavoro ha ripagato. Adesso spero di continuare a vincere sia col club che con la nazionale. Ancora sono giovane, il lavoro da fare è tanto e spero di portare a casa qualche altra medaglia. La 2000 stagione comunque è positiva, mondiale per club con Perugia, quasi un anno fa il titolo con la nazionale, ora c'è la Nations League, con quali ambizioni personali e ovviamente anche in azzurro. Sì, sicuramente il 2023 è stato ricco di vittorie, però non sono pienamente soddisfatto. Col club potevo andare un po' meglio, però ripartiamo dalle sconfitte per cercare di vincere. In nazionale quest'estate sarà impegnativa, prima VNL, poi l'Europeo in casa e dopo la qualificazione olimpica. Innanzitutto l'obiettivo è quello di vincere il più possibile e cercare di qualificarci alle prossime Olimpiadi, che è un torneo che mi manca. Ecco, per te le Olimpiadi sono probabilmente un'ulteriore spinta dopo aver praticamente conquistato tutto in azzurro, andare lì e magari puntare a loro. Sì, la prima Olimpiade l'ho saltata a causa infortunio, però il lavoro che fai durante gli anni soprattutto è per arrivare bene all'Olimpiade e cercare di puntare al podio.